Cari telespettatori, rieccoci insieme, sempre supportati dallo CGIL Veneto, ma non solo. Quest'oggi abbiamo anche l'Auser Veneto e vi spiegheremo anche di che cosa si tratta, quali iniziative, quale ruolo viene ad avere. Come sempre lo SPI affronta questioni che riguardano non soltanto le persone anziane, non soltanto i pensionati, tante volte anche voi ci scrivete, persone che lavorano, che sono ancora giovani, tra virgolette, però guardano avanti alle prospettive che ci possono essere, perché effettivamente il sindacato dei pensionati ha anche uno sguardo al sociale e tanti sono gli aspetti che vanno oltre l'età raggiunta. Purtroppo sono coinvolte le famiglie, sono coinvolte dinamiche di carattere sociale e politico, e il tema di quest'oggi è sempre stato particolarmente a cuore al sindacato dei pensionati, ed è quello delle dipendenze, in modo particolare la dipendenza, ed è una patologia da gioco d'azzardo. Ci sono dei numeri spaventosi che in virtù di una ricerca condotta dallo CGIL e dall'Auser sono emersi, che devono far riflettere le famiglie che magari non sono a conoscenza o sanno, però non sanno cosa fare, come affrontare questo tema. Devono coinvolgere, far riflettere moltissimo anche le istituzioni, perché le conseguenze e le ripercussioni non sono solo di carattere economico. Allora, per entrare dentro a questo tema molto importante, che avremo modo ancora di approfondire, perché è bene sempre più parlarne, non è una vergogna sociale assolutamente, ma è una patologia, abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Massimo Cestaro. Ben ritrovato, segretario generale CGIL del Veneto. Abbiamo il piacere di avere anche, che era un bel po' di tempo che non c'era con noi, la presidente dell'Auser Veneto, Maria Gallo, grazie di essere qui. Grazie. Poi verrà anche il vicepresidente Alessandro Rebonato, che interverrà, perché la ricerca condotta è molto importante. Faro acceso su questo tipo di dipendenza questa volta. Sì, abbiamo fatto questa iniziativa, diciamo, sindacato di pensionati del CGIL e l'Auser, perché spesso si parla appunto di patologie, di dipendenze, si pensa molto alla droga, si pensa molto all'alcol, non si pensa mai o quasi mai a quella dipendenza che è il gioco d'azzardo. E quindi noi abbiamo voluto fare un focus su questo aspetto, e abbiamo prodotto un questionario distribuito in Veneto, oltre 2000 questionari distribuiti tra noi e l'Auser. Abbiamo elaborato questi dati, ma è stata l'occasione anche per fare il punto un po' più generale su questa situazione e vedere anche l'andamento che ha avuto diciamo, il gioco d'azzardo e la spesa nel gioco d'azzardo negli ultimi tempi. Ecco, qua stiamo vedendo per esempio dei numeri. Esatto. Allora, se i nostri telespettatori guardano, sono un po' angoscianti. Sì, perché questi qua sono dei primi numeri che danno l'idea della diffusione del gioco d'azzardo. Cito solamente il primo numero, sì. 9,4 milioni di conti attivati per il gioco d'azzardo, oppure l'ultima casellina a destra, 321.000 apparecchi in esercizio tra macchine e video ma attenzione che mi viene da far subito l'osservazione: queste apparecchiature, queste macchine, queste slot, 42 tipologie di lotterie istantanee, manifestazioni autorizzate con scommessa a quota fissa 7.683 sono autorizzate da lo Stato? Assolutamente sì. Quindi lo Stato ne è a conoscenza, certo, che sta aiutando questa... Assolutamente sì, tant'è che noi diciamo anche che non c'è una legge organica che regolamenta il gioco d'azzardo. Nell'immediato dopoguerra, ma credo una legislazione presente durante il ventennio, prevedeva che ci fossero solamente 4 case da gioco, 4 casinò in Italia. Venezia, Campione, San Vincent e Sanremo. Ecco, negli anni, metà anni 80, primi anni 90, una serie di norme si sono succedute senza una visione organica, e questo ha prodotto un'amplificazione straordinaria del gioco d'azzardo.
Aggiungo che diciamo, il gioco d'azzardo attraverso le piattaforme informatiche avevano già avuto una loro esplosione. Durante la pandemia questa esplosione, come si dice, è stata moltiplicata al cubo. Perché naturalmente, vediamo infatti la slide successiva, esatto, che fa capire l'esplosione al cubo, che cosa è successo. Esatto, e quindi c'è appunto la diffusione dell'offerta e si vede che solamente Veneto e Trentino Alto Adige ci sono quei numeri che si vedono, che sono numeri veramente spaventosi, ma andando a quella dopo, alla slide successiva, ecco, qui si vedono i primi numeri. Tenete conto che stiamo parlando dei dati del 2021. Il dato, diciamo, del giocato totale al 2021 sono 110.000, quasi 111.000 miliardi. La stima che abbiamo per il 2023 è di circa 135 miliardi. Quindi questa è la dimensione del gioco d'azzardo in Italia. No, ma è bello anche guardare qualche numeretto, sì. Perché giocato totale, cioè 110, prego, quasi 111 miliardi, 110, 111 miliardi. Perdite totali, certo. 15 miliardi 412 milioni. Cioè, infatti la cosa che è piuttosto interessante vedere è che diciamo, fatto questo dato, per esempio in Veneto la perdita media per ogni abitante è di circa 1.600 euro all'anno. Naturalmente la media del pollo, però per dare l'idea per carità. di quello che succede. E l'altra cosa di cui pensare seriamente è che 1,2 milioni di persone ha di una dipendenza. 1,2 milioni sono dipendenti, quindi vuol dire che hanno una malattia e una patologia, sono malati, non riescono neanche a razionalizzare e non andare a giocare, poi parleremo anche con la Presidente. Quindi sono numeri spaventosi, e fatti magari in difetto più che in eccesso. Fatti in difetto, e appunto la ragione, poi insomma passo la parola a Maria Gallo, la ragione per cui noi abbiamo fatto questa iniziativa e anche un convegno pubblico è proprio per dire in particolare a queste persone e anche alle loro famiglie che siamo di fronte non a un vizio, ma siamo di fronte a una patologia. Cioè una bisognerebbe malattia. Avere l'esperto, ma magari approfondiremo in seconda istanza che ci spiega la differenza, perché questo è il punto, tra vizio perché e patologia. Allora questo, diciamo, anche le persone e le famiglie si devono convincere che queste sono persone che vanno curate, non vanno condannate o diciamo o altro, vanno curate. E ci sono le strutture? E ci sono le strutture che le vediamo magari dopo. Le vediamo più avanti, esatto. Qui abbiamo un'altra slide che è interessante dare un'occhiata, lo possiamo mettere in onda, che guarda i consumi di gioco, cui lei parlava prima, sostanzialmente come sono cambiati pre-pandemia e poi immediatamente successivamente alla pandemia intorno al 2021, per cui il casino online copre il 50,70% rispetto al 20% prima. Esatto. Questione anche, vabbè, qui logistiche, perché non ci si poteva muovere, si è trovato il sistema, molti hanno tenuto il sistema da remoto, quindi hanno tenuto il casino online, quindi non sono neanche verificabili e controllabili, però è anche un modo per ovviare a una situazione di noia, di solitudine. Esatto, sì, questo è l'altro elemento, cioè la patologia nasce in un contesto nel quale appunto la solitudine, il senso dell'abbandono fa sì che la persona possa trovare, diciamo, attraverso quella strada una qualche propria realizzazione. Va tenuto presente un altro dato, e che è la povertà crescente di alcune fasce, non solamente pensionati, ma anche giovani, cioè l'idea di poter fare il colpaccio giocando al gioco d'azzardo e quindi poter cambiare la propria esistenza con un colpo di fortuna è un'idea che nasce anche da una condizione di povertà.
e quindi il dato crescente di cui abbiamo parlato tante volte, della povertà in aumento nel nostro paese, va di pari passo con l'aumento del gioco d'azzardo, perché le persone provano. Poi abbiamo una slide interessante, magari la vediamo più avanti, di quali sono le probabilità di vincita, e c'è una cosa interessante che abbiamo fatto dove esce che è più probabile prendere un fulmine in testa che non vincere al Superenalotto, insomma, ecco. No, ma ci sono tanti elementi. Con il partnership con l'Auser, che dopo sviluppiamo anche nella seconda parte della trasmissione, la presenza di Auser, come è avvenuta e perché? Beh, diciamo è consolidata da tempo, insomma, direi dalla nascita dell'Auser, che nasce da un'intuizione. No, ma dopo parliamo dell'Auser, ma come mai vi siete appoggiati, avete fatto questa partnership per questo tema specifico? Ne facciamo diverse. Ne facciamo tante, nel senso questa è una delle tante che facciamo, insomma, quindi l'Auser è stato capofila anche in rapporto alla Regione. Infatti è il caso di dire che, diciamo, questa iniziativa ha avuto anche la compartecipazione della Regione, anche dell'Università di Padova, del Ministero. Questo è molto importante sottolinearlo, infatti sì. Quindi partecipazioni istituzionali di non poco conto, anzi rilevanti. Presidente, l'Auser però, che cos'è? Per chi non lo dovesse sapere, ne abbiamo parlato più volte, questo senza dubbio, ma forse i nostri telespettatori non hanno messo a fuoco bene che cosa fa l'Auser. Allora, l'Auser è un gioiello, tanto quanto il sindacato, è un altro dei beni preziosi che abbiamo come gruppi di lavoro che poi si articolano in varie situazioni. Siete volontari? Sì. Siamo tutti volontari. Questo è importante perché tante volte ci scrivono i nostri telespettatori e ci chiedono ma come si fa a tenersi attivi, perché giustamente parliamo di invecchiamento attivo. L'Auser fa parte di queste opportunità che voi potete avere. Assolutamente. Quindi ascoltiamo bene cosa ci dice la Presidente. Allora, Bruno Trentin ha fatto nascere questa associazione a braccetto, insomma, con l'organizzazione sindacale, partendo da un pensiero molto bello. Una volta che si va in pensione, ora bisogna restituire alle proprie comunità quello che come lavoratori abbiamo imparato, sono parole di Trentin, non mie ovviamente, bisogna restituirle alle proprie comunità, perché dobbiamo rendere più bella l'anzianità di chi ha finito il periodo del lavorativo. Da lì nasce l'Auser, nascono poi altre associazioni simili, esatto. E poi vi siete sviluppati sempre in quest'ottica? Sì, senza dubbio, perché per noi la presenza e far sentire anche la persona che non è più in impegno lavorativo attivo, come si usa dire, ma è in pensione, è un valore per la comunità nella quale vive e si impegna. E così è, perché l'autogestione dei servizi, questo è l'altro pezzo di acronimo dell'Auser, e vuol dire proprio questo. Vedo quali sono i bisogni della mia comunità e cerco di aiutare la mia comunità a soddisfarli nella maniera più adeguata e corretta possibile. Siamo un'associazione di volontariato grande, molto grande, e siamo orgogliosi di questo. C'è tanto da lavorare e c'è più bisogno di volontari di quanti non riusciamo ad averne. Questo è un messaggio importante, per cui ci si può occupare di tantissimi ambiti e poi con la collaborazione. E poi abbiamo una serie di articolazioni per cui ognuno può scegliere il pezzo nel quale impegnarsi, per cui c'è l'attività culturale, c'è il sociale, ci sono anche le gite, ci sono una serie di opportunità, soprattutto sentirsi parte della comunità in cui si è. Allora, la interrompo i nostri ospiti perché restate sul canale 19, continuiamo questi temi e parliamo soprattutto nuovamente della ludopatia, della dipendenza, di una patologia del gioco d'azzardo, dopo la pubblicità, tra poco.
Allora, abbiamo capito bene l'importanza dell'Hauser, un'opportunità per voi che ci seguite, se siete pensionandi o pensionati, fare qualcosa di utile e di buono, perché volontari ce n'è sempre bisogno. Le attività in cui si può estrinsecare anche la vostra personalità con l'Hauser sono veramente tantissime e molteplici. Messaggio: è vergognoso vedere come si specula sui malesseri e disagi delle persone fragili come i ludopatici. Ecco qua, segretario, è cambiato lo scenario in qualche modo? Ci abbiamo anche una slide di supporto tra ieri e oggi. Cosa è successo? Allora, è cambiato radicalmente, nel senso che è cambiata complessivamente la società, cioè i nostri tempi, il nostro modo di vivere, di lavorare è diventato anche più veloce, quelli più intelligenti di me dicono più smart, insomma, ecco. E c'è una differenza sostanziale per individuare com'era il gioco, diciamo, dei nostri padri o dei nostri nonni, oppure noi eravamo più piccoli, rispetto alla patologia del gioco d'azzardo. E c'è questa slide che è molto bella, perché si vede com'era qualificato il gioco, abbiamo detto ieri, cioè il gioco era lento, pensiamo alla tombola, no? Diciamo quindi non era gioco d'azzardo, però. Quindi non era un gioco d'azzardo, è un gioco lento. Il gioco d'azzardo di oggi, soprattutto quello praticato con le nuove tecnologie, con le slot, ma anche le piattaforme informatiche, una delle caratteristiche è la velocità. Ieri c'era la ritualità, la tombola la facevi a Natale. Oggi quando si trovava con gli amici, giocavano con gli amici, con la famiglia, i nonni, i parenti, i zii, i nipoti, eccetera. Quindi la socialità era l'altro componente. E appunto in quella lentezza, in quella ritualità c'era un elemento di socialità molto forte. Oggi c'è la solitudine, cioè sei tu da solo davanti al computer o davanti alla macchinetta che ti giochi la pensione, e non solamente la pensione. Era un gioco manuale, pensiamo al gioco delle carte per esempio, ma anche qua il gioco delle carte che ha punto indicato dopo anche un'alta soglia di accesso, nel senso che comunque devi saper giocare a carte, devi saperli fare quei giochi. E queste nuove tecnologie invece ti consentono che cosa? Una soglia bassissima di accesso, cioè non occorre avere grandi, anzi quasi nessuna formazione informatica o conoscenza, cioè la semplificazione è uno degli elementi che induce al gioco. Appunto ieri c'era la complessità, oggi c'è la semplicità dell'accesso, e poi la riscossione. Tu vincevi al Totocalcio e chissà quando ti arrivavano i soldi, dovevi fare una serie di operazioni eccetera, oppure il lotto o il Superenalotto, per dire. Con le nuove tecnologie la riscossione è spesso immediata, cioè quindi c'è una semplicità di accesso, non servono conoscenze particolari, e il riscontro immediato. Quindi diciamo è uno strumento fortemente attrattivo, e accompagnato con quegli elementi che dicevamo prima, insomma, cioè con l'idea di solitudine, con questa preoccupazione per la povertà, che in alcuni casi c'è, in alcuni casi anche una possibile previsione, si prevede di poter diventare poveri. Questi elementi connessi appunto alla semplicità di accesso a questo mondo spinge perché le persone poi finiscano per essere inglobate in un meccanismo dal quale uscirne è complicato. Però lo ripetiamo con grandissima forza, qui siamo in presenza di patologie, quindi non è come dice io che una volta al mese mi gioco al lotto, che adesso non si può neanche criminalizzare tutto quanto il gioco, no? Nel senso che comunque ci sono cose anche simpatiche, stiamo parlando di patologie, cioè di persone che rischiano di rovinare se stessi, la propria famiglia, e di rovinare le proprie famiglie, cioè purtroppo ci sono casi drammatici di famiglie andate allo sbando dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei rapporti affettivi, perché quella persona non è stata curata, o non ha voluto curarsi, o non è stata spinta a curarsi, con questa idea appunto che il gioco è un vizio, e siccome un vizio va criminalizzato come tutti quanti i vizi. No, il gioco d'azzardo patologico è una malattia, e quindi va affrontato come tale.
Presidente, voi come intervenite da questo punto di vista? Che tipo di supporto? Quindi magari chi ci ascolta, se sa che c'ha un genitore, una nonna, un parente, un conoscente che ha questo problema, che tipo di aiuto congiuntamente all'attività dello SPI? Poi sappiamo che ci sono i SERT, per carità. Certo, certo. Ma noi cerchiamo soprattutto di risvegliare la voglia di essere protagonisti ai nostri anziani e non aspettare che qualcuno trovi delle soluzioni per problemi che in tutte le comunità uno magari ci sono. non considera il gioco un problema. Esatto, se è dipendente, esatto, se è malato. Esatto, senza dubbio noi non abbiamo capacità di fare terapie o cose di questo genere se non attraverso la messa a disposizione di una struttura, di un'associazione come la nostra, che della socialità e della capacità di allargare i numeri di persone che arrivano in Auser e per dare un senso anche ad ognuno delle persone che riusciamo a contattare. E non abbiamo ovviamente numeri di quanti una volta erano dipendenti dal gioco d'azzardo, altre volte no. È comunque un tema diffuso dappertutto, perché c'è sempre tantissima solitudine, ed è uno degli elementi pesanti che incide su scelte di questo tipo, e l'altro elemento che si ripete è la speranza contemporaneamente che sia la volta buona per vincere oppure per qualcos'altro. Però anche quando è la volta buona per vincere non si riesce a smettere, perché quello discorso esatto, dice beh, non lo faccio più, esatto, no? Continua esatto. a farlo. E questo è ancora a sottolineare la potenza che ha di penetrazione il dramma della solitudine. Quindi far parte di un'associazione di volontariato, noi parliamo ovviamente della nostra Auser, ma tutte le associazioni sono delle cose sacrosante che si occupano di temi particolari, ma l'importante è farlo insieme, perché il problema più grosso è proprio la solitudine. Nel momento in cui inizi a fare il volontario, ti impegni a fare dei turni per accompagnare persone negli ospedali, per mille cose, insomma, con tutto quello che abbiamo nel ventaglio delle opportunità, torni a divertirti perché non ti senti più una persona marginale rispetto alla comunità, ma diventi protagonista perché fai una certa attività in un circolo, ti occupi del trasporto per un altro pezzo, insomma certo. Ci sono varie opportunità per cui c'è una possibilità di risposta, di coinvolgimento attivo anche delle persone che non lo crederebbero perché non ci conoscono. L'associazionismo è qualcosa di importante, di faticoso, ma di molto molto serio, e noi cerchiamo di aiutare tutti quelli che si rivolgono a noi, ma prima di tutto aiutiamo noi stessi facendo certo, questa attività, quindi è autogestione anche della salute. No, ma è vero questo. Segretario, relativamente a questo aspetto, stessa domanda un po' che ho fatto alla Presidente, lo SPI-CGIL so che è molto sensibile, perché organizzando questo convegno voi avete anche congiuntamente all'Auser convocato degli specialisti, quindi avete una certo. Collaborazione anche per fare questa ricerca, sono numeri pesanti. Assolutamente sì, e tra l'altro diciamo sono iniziative che continueranno, insomma, ecco, perché non è che noi ci accontentiamo di aver fatto un convegno o una ricerca, il tema è pesante, è grave, e quindi continueremo. Noi per parte nostra, diciamo, anche noi siamo... Eccolo qua la gravità, i numeri d'azzardo in Veneto, esatto, guardiamo. È quel dato che dicevo prima, cioè circa 1.600 euro spesi a testa da ogni Veneto. Naturalmente, come dicevo prima, è una media, ma rispetto al dato dei costi, se posso aggiungere sì. Solamente un dato, anche questa è una stima, ma una stima buona. Per il 23, dicevo prima, sono circa 136 miliardi, diciamo, il giro di quattrini attorno al gioco d'azzardo, e però di questi, siccome qualche volta si dice no, ma lo Stato incassa,
Lo Stato incassa eccolo qua, meno del 10%, eccolo qua, incassa meno del 10%. Ma allora perché fa questo gioco? Ecco, questa sarebbe una bella domanda che non è tecnica. Che è quella ragione per la quale noi diciamo chiediamo che ci sia una legge organica, con un'attenzione però, perché quando hai aperto le stalle, poi diciamo riportare i buoi dentro è complicato, nel senso che immaginando una stretta al gioco d'azzardo legale, sì, il rischio è che ci sia un flusso di denaro importanti che vanno verso la criminalità organizzata. È perché la cosa che lascia strano, voi l'avete sottolineato tornando alla slide di prima, è che scrivete, le minori entrate dall'erario rispetto al passato sono dovute alla tassazione agevolata applicata ai giochi. Più sono nuovi, meno pagano all'erario e al maggior ritorno in vincite. C'è qualcosa che non torna, perché se è una tassazione minore è un'agevolazione sostanzialmente, quindi c'è una terza entità che in qualche modo ci guadagna. Penso anch'io che sia così. A spanne. Esatto. È chiaro, quando parliamo di questi giri di affari, stiamo parlando di decine di miliardi. Insomma, gli interessi sono importanti, l'azione di lobby sono, tra l'altro in molti casi, pensiamo a slot machine eccetera, sono multinazionali che si muovono, cioè non è il baretto sotto casa che ha la macchinetta, stiamo parlando di industria su questa roba qua, appunto di sistemi, quindi credo sia state fatte delle pressioni anche perché ci sia una condizione di questo genere, ma ripeto, certo, un danno sociale pesantissimo, un danno economico per le persone pesantissimo e un ricavo dello Stato assolutamente irrisorio. Attenzione, non è che se lo Stato ne ricavasse di più allora va bene. Ecco, no, ma mi è chiarissimo il discorso. Nel senso che comunque bisognerebbe fare un'azione per disincentivare, ma anche e soprattutto informare. La cosa che stiamo facendo noi molto modestamente è questo, dire alle persone le cose come stanno, spiegare loro cosa succede col gioco d'azzardo e dire che questa è una malattia dalla quale si può guarire. Perfetto, segretario, io la ringrazio. Noi andiamo in pubblicità, restate sul canale 19, salutiamo il segretario perché adesso verrà il vicepresidente dell'Auser che ci racconterà ancora, illustrato sempre con delle slide e altri elementi tecnici, quindi grazie segretario, ci congediamo anche da lei come sempre, ma ci rivedremo anche presto. Pubblicità. Rieccoci qui, stiamo parlando di gioco d'azzardo, dipendenza, patologie. Abbiamo lasciato il segretario dello SPCGIL del Veneto, ma è entrato in studio Alessandro Rebonato, che è vicepresidente dell'Auser. Abbiamo capito di che cosa si occupa l'Auser, le tante iniziative con la presidente qui presente. Vicepresidente, a lei invece è il ruolo di completarci un po' questa ricerca che avete condotto e presentato anche in un recente convegno per spiegare il lavoro che avete svolto e i dati che ne sono emersi. Leggo un messaggio: vi faccio i miei più sinceri complimenti perché trattate argomenti delicati e che danno fastidio ai poteri forti. Bravi, scrive Antonio. Prego, però i costi sociali, no? Quindi da una parte lo Stato incassa, e abbiamo sentito poco rispetto ai ricavi che hanno i gestori del gioco d'azzardo, e parte di questi incassi che arrivano allo Stato vanno per curare le patologie di quelli che ci sono finiti dentro e che purtroppo fanno fatica ad uscirne. Il problema è che è difficile quantificare i costi, anche perché i mezzi che lo Stato mette a disposizione per curare questo tipo di patologia sono molto pochi. Ecco, giusto per fare un esempio, abbiamo nell'ULS, facciamo un esempio per tutto il Veneto, nell'USL 9 di Legnago abbiamo un settore che si occupa esattamente delle dipendenze e soprattutto delle dipendenze da gioco d'azzardo, e il personale è estremamente esiguo rispetto, cioè voglio dire che per un terzo della provincia di Verona ci sono 3-4 persone che si occupano di questo. Quindi abbiamo uno Stato che spende anche poco,
spende anche poco e quindi in effetti non si capisce perché. Certo, il ritorno c'è. Il ritorno è anche grosso perché le cifre, abbiamo sentito, sono effettivamente grosse. Ecco, lei accennava ai costi sociali, abbiamo danni fisici, non bene sottolineare perché forse non danni fisici e danni psicologici soprattutto. Suicidi anche. Suicidi, abbiamo tutto quello che comporta una dipendenza. È una dipendenza che è assimilabile alle dipendenze tradizionali da droghe, da alcol, eccetera, perché quando uno c'è dentro fa di tutto, ovviamente. Non parliamo di quelli che nei bar vanno alle macchinette e si mangiano la pensione, che poi sono sempre i più poveracci, la fascia più debole della popolazione, che si mangiano la pensione, che si mangiano i pochi risparmi che hanno. Ed è esperienza di tutti i giorni, e perché quando frequentiamo il bar con le macchinette non ci badiamo, noi stiamo bevendo il caffè o l'aperitivo insieme con altri, ma se c'è un attimo di attenzione scopriamo che non è quello con la Ferrari che arriva a giocare la macchinette, ma è il pensionato che magari ha una pensione sociale. Ecco, quindi, qua lei ha toccato il pensionato, vediamo che proprio c'è la slide dei giocatori over 65 e poi l'altra sulle donne. Dedichiamo 2 parole a questi, così le vediamo anche graficamente riportati. Cosa possiamo dire di questi pensionati a cui lei faceva riferimento? Guardi, nell'indagine che abbiamo fatto, i pensionati che hanno interessato l'indagine sono stati la quasi totalità, il 97,7%. Di questi 97 pensionati, la metà va dai 65 anni in poi e l'altra, voglio dire, riguarda quella fascia di pensionati che probabilmente con le leggi precedenti sono andati in pensione anche a 50 anni. Anche a 50 anni. Sono pochi ormai, però voglio dire, l'incidenza del gioco nel pensionate incide in maniera spaventosa. È vero che dopo la pandemia e durante la pandemia il fenomeno ha interessato anche i giovani. I giovani che erano a casa da scuola. Ma proprio perché l'elemento che accomuna tutti, giovani e anziani, è stata la noia, la solitudine e il perdere un ruolo sociale, perché il giovane è isolato. C'è un altro elemento, il tentare la fortuna. Cioè il tentare la fortuna. Speranza. Ecco, la speranza che può essere speranza di un miglioramento delle condizioni sociali, ma a volte anche, voglio dire, la voglia di fare il colpaccio. La speranza ha interessato come motivazione il 60% del campione. Quindi questa speranza, è verissimo che la solitudine incide, ma la solitudine rispetto alla voglia di tentare il colpaccio ha inciso, sempre nel campione che non è esaustivo, ha inciso per il 20% circa. Certo. E guardi, poi di tutti questi, quelli che si avvicinano al gioco perché va bene, vogliono anche provare una roba, passare un momento, sono appena il 10%, cioè quelli che entrano nel gioco e ne escono perché hanno impiegato quella mezz'ora, quell'ora, si sono levati uno sfizio. Sono pochissimi. È come una droga, proprio come droga. Ci provo e poi resti dentro. Le donne, per quel che riguarda le donne, un altro messaggio, bellissima l'immagine del cambiamento dello scenario, molto significativa del degrado della nostra società, sempre più individualista. E sì, effettivamente è un dato di fatto questo. Vediamo un attimo il focus sulle anziane, sulle persone, sulle donne anziane. Che cosa ne emerge, Vicepresidente? Eccolo qua. Qui dice che praticamente le ragioni che spingono a gioco le donne sono a volte leggermente diverse rispetto a quelle che invece sostengono gli uomini. Meglio che vada da Presidente che ha un filo diretto con le donne della nostra situazione. Presidente, grazie. Ferma restando la motivazione della voglia di fare il colpaccio, come questo veniva ricordato, però c'è anche tantissimo altro, e sulle donne ovviamente pesa di più, le donne sono di più, ma quindi anche pesa di più. Allora io vi cito soltanto alcune suggestioni.
A volte viene usata come medicina per combattere sentimenti negativi, ansia, depressione, modulatore dell'umore, insomma la possibilità che qualcosa possa cambiare magari nella propria vita. Serve a compensare l'isolamento sociale anche, perché purtroppo sempre di più la sindrome del nido vuoto colpisce tutti quanti per ovvi motivi, e quindi vi do soltanto dei numeri rapidamente. Solo il 25% degli over 65 si dedica regolarmente al gioco d'azzardo, parliamo di donne. Il 16% degli over 65 gioca con cadenza mensile, 6 giocatori su 10 sono abituati a giocare da oltre 10 anni. Il 5% dei giocatori over 65 ha iniziato a giocare negli ultimi 12 mesi, perché ovviamente questa fase che abbiamo vissuto ha anche reso più comprensibile questa risposta un po' troppo diffusa, secondo noi. Quindi per questo noi parliamo di invecchiamento attivo, quindi non solo per fare delle cose per ognuno di noi, ma anche e soprattutto per la comunità nella quale siamo inseriti. Certo, questo è molto importante. Prego, potrei aggiungere sì, un dato che è emerso dal questionario e che mi pare estremamente importante. È il dato sulla percezione del gioco come gioco d'azzardo. Sembra un paradosso, eppure una percentuale altissima degli intervistati non considera gioco d'azzardo la tombola, e qua probabilmente c'è anche quel retaggio culturale di un gioco. Infatti qua abbiamo l'indagine, vediamo anche la slide. Ecco, ma il tragico è che non si considera gioco d'azzardo il gratta e vinci, e le cifre che dimostrano quanti gratta e vinci si comprano nei vari esercizi commerciali sono spaventose. Però viene avvertito come, voglio dire, chi ha avuto la possibilità di si rende conto. Esatto, di rendersene conto attraverso i contatti con gli amici, conoscenti. Scusi, siccome siamo in chiusura, mettiamo i servizi di dipendenza in Veneto, lo slide con i numeri di riferimento, numeri telefonici dall'USL 1 all'USL 9, e anche le mail eventualmente un attimo in grafica, che dobbiamo subito chiudere. Sostanzialmente quindi cosa possiamo dire in chiusura, Vicepresidente? Possiamo dire in chiusura che probabilmente è una battaglia che non riusciremo a vincere contro lo Stato, perché... Ma nei confronti delle famiglie e delle persone nei forse confronti delle famiglie direi di sì, perché è nella come dire, comunicazione, nell'informazione, nella relazione che abbiamo, nel prendere sempre più coscienza che questa è una patologia pericolosissima, che questa mette in crisi le famiglie. Con la conoscenza e l'informazione un po' alla volta ce la facciamo. Deve intervenire anche lo Stato con quella legge a cui faceva cenno il nostro sindacalista prima, con quella legge organica che definisce le regole, che oggi non ci sono. Perfetto, allora io vi ringrazio quindi l'Auser Veneto e naturalmente lo SPCGL per averci reso partecipe di questa importantissima ricerca, che però non fa altro che rispecchiare una situazione di fatto esistente. Ci sono i centri, si può in qualche modo uscirne, ci sono tante attività di supporto, non pensate di essere soli o abbandonati, perché qualcosa si può fare anche per le famiglie, basta non sentirsi soli, non si è soli, e rivolgersi alle persone giuste. Esiste lo SPCGL, esiste l'Auser, l'abbiamo visto, ci sono i CERT in ogni territorio, in ogni USL. Grazie cari telespettatori, riguardate in replica la puntata, ne parleremo ancora, e buon proseguimento. Grazie.